Il Veneto si pone l'obiettivo di abbandonare completamente le discariche per i rifiuti urbani. È l'obiettivo ambizioso che si è dato il nuovo piano rifiuti della regione, in vigore da fine agosto, e la Legambiente del Veneto certifica che la nostra regione è sempre più virtuosa nel riciclare, anche se le città più grandi devono ancora migliorare nella raccolta differenziata. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 2 dicembre 2022, la prima notizia del giorno riguarda il nuovo piano rifiuti regionale e l'Ecoforum di Conegliano, l'appuntamento ambientalista dove parla Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente, oggi in un'intervista sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI. L'Ecoforum di Legambiente si svolgerà oggi e domani all'ex convento San Francesco di Conegliano, un'occasione per fare il punto della situazione e tratteggiare i possibili scenari futuri. L'obiettivo primario, spiega Luigi Lazzaro di Legambiente Veneto, è evitare di costruire nuove discariche e nuovi inceneritori, oltre a quelli già presenti nel nostro territorio. Il Veneto si divide quasi equamente tra comuni efficienti e comuni al di sotto dei limiti fissati dalla regione con il nuovo piano, quindi ci sono ancora margini di miglioramento per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti. E poi la nuova frontiera, l'obiettivo fissato a livello europeo è quello del riuso, della riduzione del rifiuto e quindi l'eliminazione delle discariche e la progressiva riduzione degli inceneritori. Di tutto questo si parlerà appunto oggi e domani nell'appuntamento ambientalista a Conegliano. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, invece sulle pagine del Giornale di Vicenza una notizia legata al dopo Covid, in arrivo multe da 100 euro ai 240.000 over 50 Novax. L'obbligo è abolito, ma adesso partono le sanzioni. Nel frattempo la Corte Costituzionale promuove le scelte del governo Draghi, nel senso che si esprime sulla legittimità dell'obbligo vaccinale dopo i ricorsi di alcuni lavoratori Novax e anche dopo i dubbi posti dai tribunali di Padova, Brescia e Catania. Nella serata di ieri la decisione, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili i ricorsi, salvando l'obbligo del vaccino deciso da Draghi. Quindi in Veneto e in tutta Italia naturalmente, scatta l'invio delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate. I lavoratori over 50 Novax che dall'8 gennaio al 15 giugno non si sono vaccinati sono appunto 240.000, questa è la stima della regione. Nel frattempo la leghista Erika Stefani annuncia che in Senato chiederà il rinvio di queste multe appunto da 100 euro. Chi riceve la notifica ha 10 giorni di tempo per contestarla, altrimenti poi dovrà pagare. Questo per quanto riguarda appunto le multe agli over 50 Novax. Voltiamo pagina, parliamo di edilizia, l'investimento nel mattone. Siamo sui quotidiani del gruppo GEDI. PNRR e Olimpiadi genereranno edilizia nel nord-est per 37,1 miliardi di euro. Sono le stime di Scenari Immobiliari e Aspesi. Il Triveneto appare più dinamico nelle costruzioni del resto d'Italia. Nel quadriennio 2023-2026 il PNRR e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina nel Triveneto saranno in grado di attivare una produzione immobiliare diretta pari a 11,5 miliardi di euro e indiretta di 14,6 miliardi di euro, a cui si aggiunge poi una produzione immobiliare indotta di 11 miliardi di euro per un totale appunto di 37,1 miliardi. A stimarlo è proprio un report dal titolo Triveneto 2030, le opportunità di investimento, a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con Aspes Triveneto, presentato ieri mattina a Mestre. L'articolo di Riccardo Sandre sui quotidiani del gruppo GEDI di oggi. Già negli ultimi 4 anni nell'area del nord-est è stata registrata un'importante crescita degli investimenti, passati dai valori inferiori a 500 milioni di euro nel 2018 a valori superiori al miliardo di euro stimati nel 2022.
anche dal punto di vista del peso del territorio sul totale nazionale, il Triveneto ha visto una crescita significativa dal 5% del 2018 al 9,6% del 2021, per poi calare all'8,3% nel 2022. Voltiamo pagina e parliamo purtroppo ancora di incidenti stradali. Le strade insanguinate del Veneto e d'Italia, in questo caso, travolto in bicicletta da un SUV pirata, muore a 15 anni un calciatore del Calcio Padova. Manuel Ntube si trovava nel Ferrarese, dove viveva con la famiglia. L'incidente mercoledì sera, nel quale è stato ferito anche un altro ragazzo. La notizia appunto sui quotidiani del gruppo Gedi, accanto a quella relativa a Davide Rebellin, il ciclista morto l'altro giorno sulle strade del Vicentino. Individuato il tir che ha investito Davide Rebellin, è caccia all'autista, il mezzo a targa tedesca, lo cercano in tutta Europa. Il conducente si sarebbe fermato solo per qualche istante. Si tratta appunto del camion che ha travolto e quindi ucciso il ciclista 51enne Rebellin, che secondo alcune testimonianze appunto non si sarebbe fermato e si sarebbe proseguito nel suo viaggio, lasciando quindi Rebellin a terra. Prosegue naturalmente il dibattito sulla sicurezza stradale. Sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi c'è un'intervista a Francesco Moser, 71 anni, uno dei campioni del ciclismo italiano più noti e amati, detiene il record di vittorie su strada, 273 in carriera. Dice Davide: è stato un atleta rispettoso, e dice anche: ora servono corsie segnalate per tutelare i ciclisti. L'ex fuoriclasse trentino infatti sottolinea come si faccia un gran parlare di sicurezza e due ruote, di questo famoso 1,5 metri di distanza, ma finora è soltanto teoria. Servono quindi indicazioni e elementi strutturali sulle strade a difesa e a tutela dei ciclisti. Il dibattito sulla sicurezza stradale anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Fausto Pinarello, costruttore sportivo praticante, dice la sua: se non ti accorgi di uno in bici è perché hai la testa da un'altra parte. Queste vite si salvano soltanto se c'è più rispetto per i ciclisti. Bisogna essere visibili, questo vale naturalmente per i ciclisti, mentre non è detto che le strade secondarie siano più sicure per noi. Insomma, Pinarello invoca anche un cambiamento di tipo culturale, serve più rispetto sulle strade appunto nei confronti dei ciclisti, nei confronti delle due ruote. Un dibattito, quello sulla sicurezza stradale, che prosegue e si è intensificato negli ultimi mesi con un aumento degli incidenti stradali che non riguardano solo i ciclisti naturalmente, e purtroppo non si capisce come mettere freno a questa strage appunto nelle strade venete e non solo. Le proposte ci sono, le idee anche, ma appunto non si capisce perché non vengano praticate. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia legata all'HIV, all'AIDS. Ieri la giornata internazionale per la lotta contro l'HIV. Da Padova una buona notizia: stop alla schiavitù delle pillole, la terapia anti-HIV ogni 2 mesi. La dottoressa Anna Maria Cattelan, primario in azienda ospedaliera a Padova, presenta appunto questa nuova terapia, una doppia iniezione ogni 2 mesi, in cura adesso i primi 30 pazienti. Per loro cade lo stigma. Di cosa si tratta? La terapia Carla è un acronimo naturalmente. La prima a lunga durata prevede 2 iniezioni intramuscolari ogni 2 mesi. In un gluteo si somministra il cabotegravir, nuova molecola, e nell'altro la rilpivirina, utilizzata fin dal 2013. Sono 2 i centri, l'azienda ospedaliera di Padova e l'istituto Sacco di Milano, hanno lanciato questa nuova terapia contro l'HIV che prevede una doppia iniezione di antiretrovirali appunto ogni 60 giorni.
Le persone ad alto rischio che hanno rapporti promiscui per evitare il contagio possono assumere una profilassi per bocca per 7 giorni oppure per sempre o anche dopo il contatto a rischio. Questo scrive il Corriere del Veneto di oggi, un articolo di Michela Nicolussimoro. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi come sempre torniamo a sentirci lunedì. Nel frattempo un buon fine settimana.